E oggi, come si diceva in apertura, conferenza stampa in questura per vedere le misure di sicurezza da adottare durante la prossima edizione di Pordenone Legge. Il prefetto è stato molto chiaro: squadra che vince non si cambia. Allora vediamo le dichiarazioni proprio partendo dalla dottoressa Maria Rosaria Maiorino. Squadra che vince non si cambia. L'anno scorso è andato tutto benissimo, abbiamo avuto un grosso afflusso di partecipanti all'evento e tutto si è svolto regolarmente e serenamente. Il nostro obiettivo è quello di garantire il massimo della sicurezza senza però militarizzare la città, ed è quello che abbiamo fatto l'anno scorso e che abbiamo ci prefiggiamo come obiettivo anche quest'anno. Abbiamo affinato alcuni aspetti che in cui l'anno scorso avevamo ravvisato delle lievi criticità, e quindi quest'anno andrà tutto molto bene, sono certa, tutto si svolgerà regolarmente e serenamente. Una presenza discreta sul territorio, ma soprattutto riunioni che sono addirittura cominciate a gennaio per creare gli standard migliori. Abbiamo cominciato a lavorare a gennaio a Pordenone Legge, ci siamo riuniti una prima volta a gennaio con tutti gli attori dell'evento, quindi anche con la Fondazione Pordenone Legge, con gli organizzatori di Pordenone Legge, e abbiamo prima esaminato quella che era, abbiamo fatto un debriefing in poche parole, abbiamo prima analizzato quello che era stato l'evento l'anno scorso, quali criticità erano sorte l'anno scorso, e ci siamo riuniti di volta in volta, sistematicamente ogni mese e mezzo, per trovare le soluzioni alle criticità che ognuno di noi aveva da segnalare. Qual è il suo auspicio quindi pertanto? Il mio auspicio non è un auspicio, è una certezza. Andrà tutto benissimo, sarà un successo come del resto degli altri anni. Quest'anno ancora di più, perché non a caso è la 20ª edizione di Pordenone Legge ed sarà veramente un trionfo, una festa veramente del libro. Dopo il prefetto, dunque il questore, che è entrato maggiormente nei dettagli e ci ha spiegato e specificato nella sostanza le forze di polizia, le forze dell'ordine che vigileranno sulla sicurezza degli avventori di Pordenone Legge. Si tratta sicuramente di una edizione, il ventennale, c'è la massima attenzione rivolta alla città, a quanti fruiranno di questo evento, alla stessa organizzazione, e sicuramente i dati e i numeri dello scorso anno ci parlano di 150.000 visitatori in media, significa un 30.000 visitatori al giorno, quindi che vengono su una città come Pordenone di 50.000 abitanti, quindi un'altra Pordenone che visita Pordenone, ed è chiaro che corre l'obbligo di garantire con dispositivi, come anche la passata edizione, comunque di tipo snello e non impattante, dispositivi di sicurezza pronti comunque a garantire una tempestività di intervento laddove ce ne fosse bisogno, in un'ottica comunque di prevenzione generale. Innanzitutto l'occhio elettronico, quindi ripeto, quando parlo di sicurezza ogni attore ha dato il proprio contributo, quindi sotto l'egida del coordinamento del signor prefetto, l'amministrazione comunale, la polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la polizia locale, le polizie locali, gli stessi organizzatori, quindi innanzitutto l'occhio delle telecamere, implementate anche poi da telecamere predisposte su alcune locations proprio dal nostro gabinetto interregionale Polizia Scientifica di Padova, con copertura di aree come appunto il Parco Galvani piuttosto che Piazza della Motta o Piazzetta San Marco, occhio quindi discreto di telecamere, personale specializzato, abbiamo sia le UOPI della Polizia di Stato, unità operative di pronto impiego, che le SOS, che sono l'omologo dell'Arma dei Carabinieri, personale della Digos con servizi appunto in abiti borghesi. Team di artificieri è un classico in queste rassegne dove c'è tanta gente che magari viene dimenticato uno zaino piuttosto che una borsa, quindi viene aggiungere la segnalazione, anche per non così interferire con la normale programmazione degli eventi. L'artificiere già sul posto garantisce una rapidità di intervento, riscontrato che non c'è nulla di pericoloso, si tratta di un oggetto dimenticato, l'iniziativa o la programmazione, la presentazione prosegue fluidamente. Quindi tutti quelli piccoli accorgimenti dove
dove, ripeto, sarà una grande festa del libro e sarà garantita la massima fruizione serena e appunto tranquilla a chiunque verrà come visitatore, come appassionato, come lettore, come presentatore qui a Pordenone. E poi, signor Questore, una città molto verde, come si diceva prima in conferenza stampa, come Pordenone non poteva non prevedere, insomma, l'ausilio delle pattuglie ippomontate. Voi pordenonesi me lo dite, mi insegnate che Pordenone è la prima città a livello europeo per presenza di aree verdi, cioè in proporzione Pordenone viene prima di Amsterdam e di tante altre città europee, ha una sua conformazione urbana caratterizzata dai parchi, appunto da Parco Galvani a Parco Querini al Parco San Valentino. Poi il Parco Galvani quest'anno è anche proprio luogo dove c'è una tensostruttura e quindi ci sarà afflusso di pubblico, di visitatori, di addetti ai lavori, e quindi anche la pattuglia ippomontata è il tipo di pattuglia che per proprie caratteristiche è quella che garantisce la maggiore e tempestiva sicurezza in un'area verde come può essere quella del Parco Galvani, ma anche nelle altre aree verdi, come dicevamo, che caratterizzano a livello europeo Pordenone come prima città in tal senso. Un questore attento come il dottor Marco Doriso non tralascia il fattore cantieri in città, come appunto la questura e come il questore appunto intende bypassare, diciamo, questi problemi. Già, ripeto, i lavori preparatori per questo evento sono iniziati a gennaio di quest'anno, c'era anche il discorso, ripeto, qui è stata particolarmente disponibile sia l'amministrazione comunale ma anche gli stessi titolari dell'impresa, essendo dei lavori con cantierizzazione step by step, ultimeranno i lavori, quelli che sono per l'appunto in via Mazzini, proprio domani comincerà l'impresa a spostare appunto l'area cantierizzazione, quindi le transenne, in maniera tale da rendere pienamente fruibile a quanti arrivano, quindi visitatori che arrivano dalla stazione, non solo visivamente ma anche qualitativamente nella libertà di spazi e movimenti, visto che parliamo di una città, di un centro cittadino che dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera sarà praticamente piena di visitatori. Non andiamo a turbare alcun tipo di iniziativa, avremo in concomitanza anche il mercato del mercoledì, il mercato del sabato, quindi sicuramente si garantirà a ciascuno e a chiunque la fruizione delle proprie libertà, dei propri diritti. Andiamo allora con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Dottore, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia. Dunque, come si diceva in conferenza stampa oggi, non sono arrivate delle indicazioni di episodi che potrebbero minare la sicurezza di Pordenone, ma come è giusto, insomma, meglio prevenire che curare. Le sembrano misure straordinarie quelle che ha adottato il questore della provincia di Pordenone, insomma. Noi abbiamo scritto, e mi scuso perché ce l'hanno anche segnalato, però purtroppo ci sono dei qui pro quo talvolta, il signor questore della provincia di Pordenone. Lei ci spieghi, insomma, per le istituzioni, per la polizia, esistono ancora le province, non del Friuli occidentale. Esatto, anche perché mi scuso anche con gli amici della occidentale, polizia, mettiamo che dentro ci tengono anche a queste cose. No, ma sono, intanto buonasera, ben ritrovati, ma sono degli accorgimenti che magari chi è del mestiere, io mi sono, come lei, ormai abituato alle conferenze stampa, io mi sono accorto immediatamente, anche perché c'è il questore di Udine, della provincia di Udine, il questore della provincia di Trieste, il questore di provincia di Gorizia. Quindi ormai per noi le province, le province per voi esistono ancora. Ecco, quindi insomma è un errore che può scappare a chi lavora. No, per rispondere alla sua domanda, assolutamente no. Io ricordo benissimo che anche l'anno scorso il questore di Pordenone, il dottor Dorisio, è appena arrivato e aveva gestito in questa maniera e fu, tra virgolette, additato, attaccato per un eccesso di forze di polizia visibili, ecco, di cui magari non eravamo abituati, ma ripeto, tra l'arrivo del questore nuovo e di questore che c'era prima, ci sono state due decreti emanati, una dal capo della polizia, il prefetto Manganelli, e una dal prefetto Morcone, che è quella poi che viene attuata. Quindi nulla di più, direttore e telespettatori, nulla di più di quello che è l'iter della safety e security di questo decreto, ripeto, del 2018. Sono quindi dei punti fissi
che vanno rispettati soprattutto in manifestazioni a livello internazionale, perché ricordiamo che questa festa è una festa, perché così e tale è una manifestazione internazionale, quindi a maggior ragione l'obbligatorietà del questore, del prefetto di attenersi a quelle che sono le disposizioni, quindi nulla di più. È chiaro che il personale di Pordenone, in questo caso rosicato ai numeri che sono, dovrà essere aiutato, coadiuvato da altri colleghi che vengono da fuori. In questo caso abbiamo dei reparti antiterrorismo che sono stati chiamati appunto il reparto a cavallo, che arrivano da Torino, quindi è sempre difficile. Gli artificieri dopo, no? Arriveranno, si vedrà anche il fan robottino in ormai, azione, deve essere proprio... Però quello che mi è piaciuto, dottor Padrone, oggi dalle espressioni del questore e anche del prefetto, è che sarà una presenza molto discreta, quindi non darà l'idea di una città effettivamente, mi passi il termine, militarizzata. No, ma ecco. perché ci rifacciamo a quello che erano state le critiche dell'anno passato, e io in premessa ho detto perché. Il problema è che vedere magari i cavalli che girano per Pordenone, vedere magari in maniera discreta qualche collega dell'antiterrorismo che proviene da fuori regione e dalla regione comunque, da altre città, meglio dire da altre città, con armamenti e equipaggiamenti diversi a quelli che sono di istituto, siamo abituati a vedere il collega con il cinturone e la pistola, e lì invece potremo vedere qualcuno con qualche tuta mimetica pronto a intervenire in caso veramente di necessità, anche perché l'affluenza, insomma, qua c'è qualcuno poi che dopo di me sicuramente del comune potrà dare maggiore specificità e numeri, ma è una manifestazione, ripeto, internazionale, che porta insomma una grossa affluenza. Ci sono anche poi dei personaggi importanti, e anche lì le sale sono presiedute sicuramente da personale in borghese, proprio per non dare questa, per non dare nell'occhio, no? Però magari uno dice, sappiate, ma che caspita sta succedendo Pordenone? Esatto, ma forse perché non siamo abituati a vedere tutta questa tipologia, queste specialità. Molto probabilmente ci sarà anche un elicottero che nella giornata clou sarà, insomma, visibile, passerà sopra le nostre teste, ma fa parte, ripeto, di una serie di quel protocollo, quel decreto sicurezza per le manifestazioni anche sportive, perché abbiamo visto nelle ultime manifestazioni ci si deve adeguare, e ripeto, questore e prefetto non hanno fatto altro che mettere in campo questa cosa, anche per dare a noi un'altra sicurezza, ripeto, anche i cittadini che stiano sicuramente tranquilli. Ripeto, purtroppo l'evento criminoso, no? Magari è o chi si ubriaca che crea problemi, insomma, non deve essere confuso, ecco, il gesto quotidiano. Legge come la manifestazione dove non uno è il va DOC, via, non è il DOC, non me ne voglia Udine, però abbiamo visto, insomma, che ci sono stati grossi episodi importanti. Non è il DOC, non è una festa dove si beve per la strada, ci saranno sicuramente i chioschi, ci saranno i punti gastronomici, però non è questa la Pordenone legge. Ripeto, è una manifestazione internazionale, quindi dobbiamo rispettare dei canoni così. Ripeto, forse l'anno scorso sono stati messi comunque lo stesso numero di uomini, ma sono stati messi più in maniera visibile, distribuiti per le piazze e per le vie. Quest'anno, insomma, il questore ha pensato bene di ridimensionare non il numero, perché quello deve essere, ma sicuramente la locazione di queste persone. Bene. E nelle sale dove ci sono le manifestazioni più importanti
c'è il nostro personale in borghese, quindi... Parlava anche della Digos, anche perché arriveranno diciamo, certo, personalità di caratura che quindi insomma Certo, è giusto che certo, la Digos certo, un occhio in certo. più ce lo metta. Allora intanto grazie a Raffaele Digos e Padrone. Squadra Mobile chiaramente Certo. saranno impegnate in questo servizio. Allora intanto io ringrazio Raffaele Padrone, Grazie. vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Abbiamo parlato di sicurezza della manifestazione, abbiamo capito che effettivamente le forze di polizia stanno diciamo così attenzionando la città, stanno mettendo in campo tutte le misure per garantire uno svolgimento ottimale da tutti i punti di vista. Ma andiamo a conoscere anche i contenuti di questa brillante manifestazione, un festival del libro con tantissimi autori.